La curva epidemiologica continua a salire in Sardegna. Ieri i casi di coronavirus hanno sfiorato quota 500. Nelle ultime 24 ore infatti sono registrati 52 nuove positività che hanno portato il totale a 494, numero che comprende le persone guarite 13 e quelle decedute 19. Il Nuorese è il territorio che ha fatto registrare il maggiore incremento giornaliero con 26 casi che hanno portato a raddoppiare il totale che è salito a 52. Una crescita esponenziale dovuta alla situazione che si è verificata nella casa di riposo di Bitti, dove sono risultati positivi 18 ospiti e 5 operatori sanitari. Stessa situazione di emergenza a San Luri, con un alto numero di positivi tra gli anziani ospiti. Le strutture ospedaliere e quelle assistenziali stanno pagando il prezzo più alto dell'espandersi dell'epidemia. I dati divulgati ieri dall'assessore regionale della sanità Mario Niedu parlano di 133 tra medici e infermieri positivi, pari al 27% del totale. In testa c'è Sassari Olbia con 106, segue Nuoro con 14, il Sud Sardegna con 4, la città metropolitana di Cagliari con 9, 0 casi invece a Oristano. Il presidente della regione Cristian Solinas ha anche annunciato la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che supporterà la regione nella gestione dell'emergenza coronavirus. Sarà composto da 4 persone, tutte di primissimo piano e di altissimo livello, ha sottolineato il governatore, che ha fatto solo un nome, quello del professor Stefano Vella, medico e scienziato specializzato in malattie infettive e medicina interna, dal 2019 professore aggiunto alla Cattolica di Milano. Intanto nell'ospedale San Francesco di Nuoro è stato attivato il laboratorio di analisi Covid per l'esame dei tamponi che si aggiunge a quelli operativi a Cagliari e Sassari. Ne dà notizia Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Autonomia. Da oggi abbiamo un'arma in più per combattere la diffusione del coronavirus in Sardegna. A San Francesco di Nuoro in 4 ore sarà possibile avere l'esito degli esami. Per limitare la diffusione del virus è essenziale agire rapidamente, sottolinea Saiu. Sul piano giudiziario si moltiplicano le inchieste delle procure sarde dopo gli esposti di operatori sanitari per le carenze registrate nella dotazione di dispositivi di protezione individuale. Dopo le procure di Sassari, Cagliari, Tempio e Nuoro è stata chiamata in causa quella di Lanusei, che dovrà accertare quanto accaduto nell'ospedale cittadino.